Siringhe, bilancini di precisione e pipe ad acqua accanto a merendine e patatine nei distributori automatici di via Ancillotto a San Donà di Piave. Furiosi molti cittadini che hanno voluto segnalare la cosa attraverso Facebook con foto e messaggi di indignazione, giunti fino ai vertici amministrativi e politici. Credo ci sia un'assurdità del tutto italiana, quindi io mi sono scandalizzato da questa scoperta. Ovviamente non incolpo nessuno, anzi sono il primo a dire che verificherò anche all'interno delle strutture regionali eventuali modifiche normative e legislative perché ciò non avvenga. Sorpresi i gestori del distributore che hanno spiegato di aver avuto indicazioni precise sulla vendita che a un certo tipo di articoli non erano mai stati bollati come vietati. Però basterebbe il buonsenso. E va diametralmente in senso opposto a quelli che sono invece i nostri convegni, le nostre prese di posizione, la politica che cerca di trovare delle soluzioni anche rispetto alla sicurezza di questi luoghi, se poi alla fine troviamo chi all'interno di questi distributori mette appunto questi prodotti che sono esattamente l'opposto di quello che sta facendo o stiamo cercando di fare dal punto di vista della deterrenza. Quindi credo che anche le forze dell'ordine farebbero bene poi a segnalare queste questioni, ma poi chi ha il compito legislativo e normativo, anche i sindaci stessi, nel formulare delle apposite ordinanze dove vengano banditi questi tipi di distribuzioni.